devo aggiungere qualche cosa relativamente, appunto, si stava parlando di un monitoraggio capillare con telecamere che vedono tutti questi puntini che si muovono, cosa fanno, gli assembramenti, se uno fa la scalata della grondaia o entra nel negozio, una tabaccheria. Dobbiamo decidere se vogliamo la privacy o la sicurezza, questo è indubbio. Al di là delle battute, con questi sistemi molto avanzati in realtà non faccio solo sicurezza, ma faccio anche un controllo dei flussi, della tipologia di persone che mi transitano per un centro, cioè restituisco anche dati che sono interessanti poi per monitorare. Perché tutta questa cosa deve essere anche monitorata. Poi, esatto, perché cioè, un centro non è fatto solo di sensazioni, oggi c'è stata tanta gente, ma è fatto, come diceva all'inizio il Presidente, è fatto da una serie di dati che noi andiamo a misurare e controllare. Strumenti tecnologici che permettono un presidio del territorio rispetto alla sicurezza ci possono restituire oggi da un punto di vista tecnologico anche dati interessanti per questi monitoraggi. Su Piove di Sacco il Comune farà un intervento di questo tipo. Ah sì, quindi è già previsto una cosa del genere. È l'investimento più grosso del progetto questo. Ah, vedi che... Lei, Sindaco, come la vede? Secondo me, come sempre, è un combinato disposto di più interventi. Riguarda la vostra realtà? Ad esempio, noi adesso andiamo ad installare, cioè le forze dell'ordine ci dicono che sul sistema delle telecamere serve molto vedere gli ingressi, quindi le targhe, più che il volto di chi, perché quello è un colpo di fortuna, beccare nell'istante giusto, poi se hai le DOM che girano a maggior ragione, quindi telecamere fisse che inquadrino le targhe. Noi stiamo facendo un sistema di portali per cui chi entra in 90 è relativamente piccola, ma insomma creeremo delle porte, cioè avremo tipizzato tutti da un punto di vista trasportistico. Però io penso che, tornando all'argomento della serata, che è quello del commercio, le politiche devono essere anche appunto proattive, cioè fare iniziative perché ci sia vita. E allora la vita porta a come dire, allontanare chi invece vuol farne usi distorti. È chiaro che vanno monitorati, vanno gestiti, perché vita si può intendere anche fare un po' di sballo fino a tardi, quindi regole. Però se ho il commercio che funziona, se ho delle serate con attività, se queste sono cadenzate, non sono sempre codificate, cioè non c'è sempre il martedì che succede qualcosa, ma è, come dire, un rincorrersi di idee, di target diversi anche. Io in questa maniera faccio vivere varie situazioni del commercio, varie situazioni della città o del paese, di conseguenza tendo a dissuadere altri usi, malusi. Questo sarò forse... Lo slogan è: se vive il commercio, vivono le città, no? Ecco, sì, infatti io a quello mi riferivo, probabilmente è anche molto utopico come ragionamento, ma vedo che se messo in atto può funzionare. C'è un altro aspetto che io volevo rimarcare, tornando sempre alla questione della partecipazione al bando, perlomeno per quello a cui abbiamo partecipato noi. Ci sono delle risorse dedicate alla formazione, è essenziale, sono importantissime, faranno crescere gli esercenti, grazie alla Confesercenti, ma faranno crescere gli amministratori e tutto l'indotto. Cioè, io penso che sia un percorso che bisogna fare sempre assieme, altrimenti se c'è qualcuno un chilometro avanti che detta le regole e non hai come dire, il popolo che ti segue, ottieni poco. Mi sbaglierò, ma io la penso così. Assessore, per una realtà turistica come la vostra, che comunque ha delle peculiarità diverse da una realtà magari residenziale o a vocazione mista, perché poi per la mia città di Padova è una vocazione mista, c'è un mix di componenti, gli eventi, il discorso degli eventi, anche la famosa Notte Rosa che ha avuto i commercianti da un lato che non ne vedevano la grandissima valenza e utilità, gli operatori invece ristoratori, ristoratori bar, insomma, pubblici esercizi invece spingevano, e i residenti lamentavano troppo confusione. Insomma, c'è una serie di componenti, di entità che come amministratori dovete tenere in conto, che magari l'associazione di categoria deve vedere altri aspetti e voi altre rogne. La nostra missione è un po', diciamo, importante, va a un aspetto, diciamo, guardo anche il mio collega, credo che noi dobbiamo impegnarci doppiamente, perché non solo la parte della città, ma abbiamo anche la parte
turistica, quindi 3 milioni di turisti non è cosa da poco. Che va incrementata peraltro, ci va mossa. Esatto, quindi diciamo che dopo Venezia la città più visitata, cioè visitata nel senso di turisti termali, siamo noi, insomma, ecco. E quindi il nostro impegno è veramente faticoso e importante. Noi abbiamo messo in campo tutte queste manifestazioni, quindi mi sta dando ragione su quello che noi stiamo facendo, stiamo andando avanti, e quindi noi ogni weekend dai primi di marzo fino a dicembre è sempre animata la nostra città. Quindi vi siete attivati sotto questo profilo? Ci siamo attivati sotto questo profilo, ci siamo attivati anche per quanto concerne l'arredamento urbano, si diceva prima della luce e dell'illuminazione, quindi noi stiamo lavorando molto anche su quello. Avete visto anche tutti sti cuori che ci sono ad Abano Terme e che comunque anche quelli fanno luce, ma però insomma stiamo lavorando su tutta l'illuminazione. So che quest'anno insomma c'è nel progetto, ci sono vie, anche le vie secondarie, quindi il lavoro che stiamo facendo è importante e credo che con i commercianti insomma si stia trovando una linea comune. Abbiamo fatto un bel Natale insieme, ho avuto molta gente, cioè molti commercianti anche ultimamente che insomma ci danno consigli, ci stanno vicini, quindi stiamo trovando veramente nella rush finale, stiamo veramente trovando la quadra, insomma, quindi io credo che insomma ci vuole tempo in questo. Ci vuole tempo, però finale, insomma sono quasi finiti i 5 anni, però insomma ecco, alla fine abbiamo un altro anno di tempo, poi tireremo le somme, però insomma io sono sereno su tutto questo. Ecco, noi abbiamo detto delle cose che io forse l'ho interrotta troppo presto all'inizio. Quali sono i comuni che hanno aderito, i comuni coinvolti, e quindi anche la portata di questo progetto? Perché poi ci ascoltano anche da altre regioni. A volte, quando abbiamo parlato anche in altre occasioni di altre tipologie di progetti, poi abbiamo scoperto che sono stati interessanti, hanno dato lo spunto anche ad altre amministrazioni, altre realtà per dare avvio a qualche cosa. Beh, noi abbiamo in questa tornata in provincia di Padova sono 7 progetti più altri 2 dove siamo partner. I 7 progetti sono Abano Montegrotto, Este Ospedaletto, Selvazzano Rubano, Mestrino Veggiano e Montagnana, Piove di Sacco, Noventa Stra e Cittadella. Fuori provincia che abbiamo seguito noi come Cescot abbiamo Mirano, Sappada e... Sappada sì, Belluno, Belluno, Mirano, Sappada e l'altro di Venezia, aiuto adesso, c'è un Mirano. po'... No, non è Milano. Mirano, Sappada, Martellago. Ma ad esempio, E Valdobbiadene, che è un nostro aficionados, perché siamo al terzo progetto. Ah, sì, dai, e saluto se ci ascoltano anche i colleghi, ci seguono i trevigiani di comunque. Valdobbiadene. No, ma per esempio, va bene, Valdobbiadene che cosa, visto che è la terza volta, che cosa va a realizzare? Valdobbiadene sta lavorando su tutta la connessione, ovviamente, un po' come diceva prima, sì, con la connessione ovviamente con un marchio forte che è il marchio del Prosecco. Hanno lavorato un marchio d'area assieme a Pederobba, il progetto è Valdobbiadene Pederobba, quindi loro concentreranno molto su questo aspetto, da un lato di integrazione con l'altro comune, dall'altro di legame del territorio con la produzione. Se vogliamo, ha delle affinità anche con il progetto di Noventa. Lei Presidente, come Presidente Confesercenti Padova, di questa iniziativa, visto che comunque voi ne avete preso un bel po' di approvazioni, ne ha parlato anche a livello, poi è stato Presidente anche di Rete Impresa Italia, perché insomma di rapporti ne ha, anche a livello regionale con altre province o a livello nazionale per poterlo estendere, mutuare, perché tutto il paese va davanti, insomma, perché sì, se sia un balzo, vista la congiuntura astrale di cui parlava il Sindaco, cresciamo un po' tutti, perché se crescono solo poche in realtà Ma questo senz'altro a livello veneto credo che la cosa insomma, è fattibile. A livello nazionale bisogna trovare le congiunzioni astrali che mettono in fila regioni, province, quali sono i problemi che i problemi riscontrate? che ci siano innanzitutto i fondi
vai. Questo diventa importante. Poi ci sono dei comuni che lavorano sulle... Ma l'Europa aiuta? Noi qui siamo fortunati, abbiamo trovato un insieme di partner che insomma... Che vi danno una mano. Per cui diciamo che abbiamo un buon sistema in questo territorio. Se posso, in altre realtà le regioni da tempo hanno avviato, come in Veneto, questa tipologia di sperimentazioni, chiamandoli semplicemente centri commerciali naturali. Quindi dalla Sicilia all'Emilia Romagna la regione finanzia iniziative a questi centri commerciali naturali, che di fatto spesso si trasformano in eventi, niente di più. Questo è il problema. Quello che come Confesercenti da tempo portiamo avanti è che non bastano gli eventi per far vivere le imprese in un centro. La questione è un po' più complessa, la tematica spesso dibattuta è benissimo gli eventi il venerdì, sabato e la domenica, e dal lunedì al venerdì cosa facciamo? Sì. La tematica con gli amministratori è quella di dire ormai i servizi sono tutti scappati, politiche degli anni 80 e 90 hanno delocalizzato, e perché al di là di Padova logicamente che ha una sua attrazione, è un'attrattività naturale, perché deve venire in centro adesso anche Abano perché è località turistica, ma in centro-est, perché non ci deve venire il mercoledì mattina per fare shopping? Scheino che ne, scusate la parentesi, quindi perché deve venire? Perché? Una volta c'era il tribunale, una volta c'era il consorzio di bonifica, una volta c'era l'INPS, una volta uno aveva diversi motivi per venire al centro. Adesso con tagli, delocalizzazione e quant'altro dobbiamo trovare nuovamente le motivazioni perché la gente venga in centro. Il commercio da solo non ce la può più fare. Bravissimo, ha detto una cosa fondamentale, è verissimo. Tante volte anch'io mi chiedo, ma perché? Perché alle 11 di mattina i negozi sono aperti. Cioè, te lo chiedi perché la maggior parte, scheino che ne è una cosa, la maggior parte della gente lavora, chi non lavora, vabbè, però non entra e vedi questi negozi deserti. Dico, io faccio la realtà per esempio di Padova dove magari ci vai per lavoro, ti sei mosso, hai visto. Ed è sconcertante questa cosa qui. E dico, perché questo non avviene in altre realtà? Quindi perché? Cioè la domanda che lei si pone è corretta, perché? Avviene dappertutto, ma anche la famosa, ma ha senso allora tenerlo anche la famosa idea di dire alla sera non c'è mai nessuno in giro. Un confronto non così distante con la mia età. Quando io ero giovane, a 17-18 anni, non c'era il Nintendo, non c'era la PlayStation, non c'era Sky, non c'era Premium, non vedevo l'ora di uscire perché trovavo le altre persone. Adesso la crisi della famiglia, quindi i figli ce ne sono sempre meno. Ho tutto a casa, perché devo uscire la sera per prendere freddo? Bravissimo. Quindi ci sono diverse motivazioni. E allora come si fa? Bisogna portare la comodità di casa, portarla fuori e entrano in gioco i centri commerciali. Ma perché? anche no. No, è vero. Ma anche no. Cioè, i centri commerciali sono un falso mito. No. Il centro commerciale è quello che ha più negozi, in provincia di Padova ne avrà 70. No, lo so che è un falso mito, in centro-est, che è una città media, ci sono 150 negozi in centro, quindi se uno deve fare shopping non va in un centro commerciale. No, come punto di vista, cioè io dico, se vuole ad esempio, scaldarsi, se alle... E se vuole raffrescarsi, sì. Però se alle 19, al di là di chi lavora in centro e va a prendersi lo spritz, ecco che può essere un'abitudine di un certo tipo, tu esci da qua e vai in un centro urbano, di questi non trovi nessuno, cioè inutile dirlo, però vai in uno di questi centri commerciali un po' più strutturato, non facciamo i nomi per non fare pubblicità. Trovi, c'è vita, allora vedi un po' di gente, magari non compri niente al di là del supermercato dove può servire a comprare 2 o 3 cose, però è un momento di botta di vita, c'è caldo, non piove, solite cose. E non dovrebbe essere, posteggi gratuitamente, altra cosa, sembra una stupidaggine però... Dalle 7 in poi è sempre gratuito anche nelle città, dalle 7 di sera in poi è sempre gratuito. No, il problema è che i centri non sono più visti come un luogo di aggregazione. Esatto, però ha fatto delle osservazioni toste. Anche grazie a associazioni locali e imprese dovremmo tornare a far sì che i centri siano un luogo di aggregazione, ma io dico sempre quando facciamo gli incontri, a noi piacciono le imprese dinamiche. Imprese dinamiche vuol dire che organizzano anche all'interno del negozio incontri, Luisa ha un negozio, un'erboristeria. Se ogni 4 giorni organizza una degustazione di erbe nuove, probabilmente la gente va anche a degustarle, no? Quindi a noi piacciono imprese dinamiche, imprese che organizzano, che si organizzano, che noi promuovono. Abbiamo messo insieme
abbiamo messo insieme i negozi con la cultura, con l'arte, quindi dove vendono i vestiti magari ci sono i quadri e si fa un dibattito. Quindi cerchiamo un po' di abbinare le varie insomma, differenze culturali. Sì, ma comunque Giacomo tracciava quello che è una modificazione comportamentale. Ma è vera, è così. La trasformazione cioè, le cose cambiano, evolvono. Oggi l'evoluzione è questa. I giovani hanno degli strumenti che 30 anni fa non c'erano. Su questo è indubbio. Però poi ci sono tutta una serie di altre considerazioni, c'è un ritorno, se da un ritorno comunque un segnale di pericolo nell'alcolismo, che prima magari non c'era, ci sono tante nei giovani, i coma etilici hanno una percentuale in crescita costante, ma in quale fascia? Non nella fascia dei quarantenni, non nella fascia dei trentenni, ma proprio nella fascia dei under 20. Cioè, questa è un'altra tematica che fa pensare. Quindi ci sono delle modificazioni culturali, modificazioni comportamentali, c'è tutta una serie che va monitorata, va studiata e osservata. Sì, non vanno trascurate e non va trascurata cambiamenti. No, perché questo ti implica anche delle modifiche future certo. dirigenziali. È difficile che un soggetto che ha 20 anni, 22, 23, 25 e al bar a bere spritz fino alle 4, è un po' difficile che abbia un ruolo futuro per questioni sia organiche che proprio di, come dire, insomma, per cui sono tutte riflessioni da fare. I centri storici hanno un appeal diverso rispetto al centro commerciale artificiale, è un appeal storico, architettonico. Noi siamo, diamine, e nessuno ce lo può togliere, i detentori a livello mondiale del più grande patrimonio storico, culturale e artistico, e tutti i nostri centri storici ripercorrono dal Medioevo al Rinascimento. Per fortuna abbiamo attraversato tutte queste e ogni città ha un segno particolare. Se noi andiamo a vedere, ognuna ha la sua, basta visitare le chiese, basta visitare, insomma, hanno tutte le chiese sono espressione di un'epoca, di un periodo, con i loro affreschi, i loro quadri. Che si vanno fatti riscoprire. Ecco, per cui, cioè, non mi vai a modificare sicuramente con un centro commerciale, però il problema è il rilancio. Questo è il vero nodo. Ecco perché abbiamo bisogno di progetti di questo tipo, ecco perché abbiamo bisogno di lavorare insieme con le amministrazioni. È importante per le città, per i centri. Ma era quello che voi dicevate tanti anni fa. Noi diciamo da sempre. Ma anche perché il nostro prodotto, il primo prodotto che abbiamo in Italia è il turismo. Esatto. Ma non ce n'è questa consapevolezza. Noi dobbiamo lavorare su quello, anche se ci manca il Ministero del Turismo. Voglio dire, i controsensi della nostra Italia. I controsensi. Però insomma ecco. Però abbiamo un portale Very Bello. Ecco. Non si capisce se è bello. Verissimo. Allora, col portale Very Bello, allora andiamo rapidamente in pubblicità. Quando torniamo abbiamo veramente pochi minuti per fare un po' il punto della situazione finale e far capire a chi ci ha ascoltato, trarre un po' le fila del discorso, in modo che riassumiamo il tutto e diamo un messaggio, questa volta costruttivo, perché effettivamente è un progetto molto importante che potrà veramente cambiare l'andamento delle cose, almeno così speriamo, in un momento di difficoltà, nonostante, come dice Carlos, le tasse arrivino continuamente. Le tasse. L'angoscia, È pubblicità.